Capito? Tu quando è in diretta appresso a me, a finisco poi attaccate voce, aiutatemi, non abbandonatemi in questa situazione. Comunque io stasera apro di nuovo la diretta con mio marito, qua tutto a posto, mamma mia, qua tutto a posto, ci stanno facendo del male a me, a te, a mamma mia, a te, ci stanno facendo del male. Ma non ci sta nessuno che mi aiuta, aiutatemi, vi prego, aiutatemi, vi prego, come faccio a fare tutto a posto? Come faccio a fare tutto a posto? Andiamo, mettitemi in dei panni miei, aiutate. Pure in novizie montanze va lì dalla coscienza. Mettete un figlio mio, solo un figlio mio, lui ha da me, perché a me me ne foto a me, già avevo un figlio mio, lui ha da, mettete un figlio mio, mi sono lasciato girare, lo voglio bene, a tutti, chiedo a tutti quanti voi di TikTok che stai nati, di fare i video per il mio figlio, perlomeno stai nato e domani, non vi mettete a ballare a cantare, facete tutti quanti i video per il figlio mio, lo faccio sto chiedendo assai. Ognuno è libero di fare quello che vuole, perché a dare la voce proprio un sorriso. Però stai in a parlare di mio figlio, non facite, parlate di mio figlio, per ballare con le voci vostre, lasciate girare i video, lasciate su Instagram, Facebook, TikTok, parlatene di questa situazione rapida e diretta, arreputate. Mi volete bene? Volete che c'è da risposta a femmina che si scella con la me, se ne va con la me? Ma che buono a me e a mio figlio, ma che l'hanno fatti così? Non ha pigliato nessuna coppa, nessuna medaglia, non ha fatto nessun risultato al metro, non ha portato niente a casa, ma lui ha figlio me la casa a me. Ha ridotto bene, ha ridotto la pulizia, ha ridotto la freschezza, una creatura, a cacci non solo per casa la gente. Gli altri mangiano i voci. Voglio sapere a chi, che devo fare io, che devo fare, riuscite, che devo fare? Un anno fa Zuletta, che già fai, riuscite, che già fai, già piglia film e ce l'ha già portata da volta. Voi ho bacissimo voi, riuscite come genitore. Mio figlio non ha fatto niente, non tiene niente penale, non tiene niente mio figlio. Penitenza a me che c'è io, ma adesso no, ma io non mi sto facendo capace, ragazzi, questo mi fa sclerare, mi fa passare un anno con la S. Avete capito? Lei si è fatto proprio di belle, si è strumentato una cosa bellissima, ragazzi. Sapete che ha fatto? Che le riscite mo bene, mi dà ancora e arrestiamo. Gli ha venuto e stanno po' TikTok. Invece no, io la sconfiggo nel nome di Gesù perché oggi perché ancora già un mio, innanzi di suoi. Cioè mi sta portando disturbi psicologici pure a me. A mio figlio che può di caffè, Cioè a mio figlio Checco sta proprio male, ma o sa carità ieri mi ha telefonato. Io non da già sta a sentire a te, a già sta a sentire a essa che tu sei una pazza squilibrata. Ragazzi, ma è normale che mi deve dire queste cose vicino a un minore? Mi mette contro a mio figlio che proprio si mette contro se stesso, perché il figlio mi sta a sentire a essa, ma sta a posto. Lei non ha figli, non ha avuto il dolore delle mamme, non sa a crescere un figlio pure di psicofammici che morì. Buonasera a tutti, sono Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, rappresento l'amministrazione in questo momento e mi sento di dire che sono qui anche come padre. Dobbiamo affrontare un tema importante, quello che in questi giorni vediamo sui social, la questione di Rita De Crescenzo e di suo figlio Checco. È una questione molto delicata. Innanzitutto noi vogliamo chiarire da subito che siamo con l'assistente sociale che da anni cura questo caso. È un caso difficile, un caso complesso che ha visto più volte una serie di segnalazioni dalla Procura dei minori e che più volte ha visto impegnata l'assistente sociale nella proposta di soluzioni alternative alle situazioni precarie di quella famiglia. Purtroppo queste soluzioni non sono state mai considerate. Allora iniziamo a dire che noi siamo dalla parte di quell'assistente sociale, dalla parte di tutti gli assistenti sociali del Comune di Napoli che lavorano con grande dedizione e con grande professionalità
e che spesso si trovano ad affrontare casi irrisolvibili. Grazie, veramente grazie. Adesso c'è un problema. La verità che noi vediamo sui social non è la verità. Quello che ci viene raccontato da una madre che prova dolore è la sua verità. Ma la situazione è molto più complessa, è molto più articolata e noi non possiamo raccontarla perché c'è un segreto professionale, perché c'è la privacy. Ma quando il tribunale decide di togliere un bambino alla famiglia, un giovane alla famiglia, è perché si è provata tante strade e quelle strade hanno fallito. Ed è questo quello che succede spesso. Innanzitutto poi dobbiamo chiarire che non è l'assistente sociale che decide di togliere il minore alla famiglia, ma che è un'azione congiunta di un tribunale dei minori, di una procura dei minori e degli servizi sociali. È un'azione che viene fatta in equipe e che viene decisa quando proprio non ci sono soluzioni alternative. Noi ci appelliamo a questa famiglia, ci appelliamo alla collaborazione. Il ragazzo è scappato dalla comunità, è stato sicuramente aiutato. Il ragazzo deve tornare in comunità perché la legge è uguale per tutti, perché tanti sono i ragazzi come Checco che hanno bisogno di trovare stabilità e di avere una strada sicura per diventare adulti. E allora questo è importante. È importante che Checco ritorni, ma è importante che la famiglia collabori, tutta, perché ci sono le possibilità di migliorare questa situazione se basta solo affidarsi alle istituzioni, vedere nei servizi sociali non i nemici, ma quelle persone, quei professionisti che tengono al benessere dei nostri figli e delle nostre famiglie. Mi raccomando, io vi chiedo collaborazione, ringrazio ancora gli assistenti sociali e quell'assistente sociale in particolare che da anni si occupa di questo caso complesso. Grazie.